Per esempio anche la decisione presa da Cito Caumaggiore, secondo me il sindaco appartiene al PDL, però lui doveva tenere in considerazione che nel 2006 i cittadini hanno detto noi vogliamo passare sotto il Friuli, e lui non mi può passare sopra un risultato del genere. La cosa tra virgolette vergognosa è che lo Stato dal 2006 al 2012 non ha provveduto a far passare il Cinto sotto il Friuli, perché allora vuol dire che c'è una burocrazia, un non volere la volontà del popolo. Questo sai, ecco, tu parli di burocrazia, questo qua sarà sicuramente un limite, perché possiamo parlare di funzioni associate e quant'altro, ma credimi, la funzione associata che hanno fatto con la burocrazia locale, i più grossi ostacoli avuti dalla burocrazia sotto l'aspetto della gestione del personale. Sarà incredibile, ma vi dico che questo è stato l'ostacolo più grande. Scusa, prova a pensare, non so dare delle risposte perché non le vivo, prova a pensare, noi abbiamo vissuto una stagione di autonomia con la provincia della Venezia Orientale, ma in maniera molto forte e anche molto convinta, se ricordate. È cambiato il mondo. Tutti i comuni, da Teglio a Pramaggiore, a Cinto, volevano andare in Friuli, hanno fatto il referendum. Non ti pare strano che tutti i comuni hanno votato per stare dentro la città metropolitana? Perché nel frattempo sono passati anni, è cambiato il mondo, si è ridotto anche il plus che aveva la regione distretto ospitale ed è probabile che alcuni requisiti non li aveva più. Il problema vero è che nel frattempo hanno eliminato anche la provincia di Pordenone e ci sarà un'unica provincia nel Friuli. Sì, ma allora vede che c'è un problema di tempi dal 2006 al 2012. Arrivo a dire, cominciate anche a pensare, io mi medesimo su Guerini, che ha avuto la possibilità fino adesso di andare in Friuli e che sta mettendo in piedi iniziando come RSA e adesso non ha i soldi né della provincia di Pordenone né dalla regione Veneto, perché è nel limbo e lui deve fare interessi e deve difendere i cittadini. Provo a immaginare con che difficoltà si trova ad affrontare cambiamenti ministeriali locali, organizzativi, territoriali di questa natura. Io non accuso né Guerini né nessuno, nel senso che non vorrei essere al suo posto, così come non vorrei essere sul posto di Caorle, che mai sentita questa però viene fuori adesso, che vogliono, voglio dire, la provincia di Caorle, Concordia, Portogruaro, Pordenone. Io a Caorle sono di Caorle, non ho mai avuto sentore che come di Caorle volesse andare sotto Pordenone. Voi capite che stiamo attraversando una questione che non dobbiamo caricare di significato politico troppo elevato. Noi stiamo, lo Stato ha disegnato i confini, ma non ha disegnato i compiti, le competenze, le funzioni, i bisogni dei cittadini. Non li ha realizzati.